Buonasera dalla redazione del TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Scuole chiuse e sospese le attività in molti comuni della Calabria, anche il Consiglio regionale ha rinviato la seduta prevista per domani. Secondo gli esperti il maltempo colpirà pesantemente la regione, previste onde alte 6 metri sul Mar Ionio. Il Consiglio Comunale approva la delibera del dissesto, le opposizioni disertano, la maggioranza va avanti, scongiurato lo scioglimento. A Lamezia sarà ballottaggio tra Mascaro e Pegna, si tornerà alle urne il prossimo 24 novembre. 16 famiglie rischiano di perdere la casa, sgomberato uno stabile a causa delle forti mareggiate. Progetto pilota a Mendicino, giovani migranti in palcoscenico per lo spettacolo La pace di Aristofane. Il Cosenza torna dalla Sicilia con un punto, la squadra di Braglia dopo un inizio promettente con il passare dei minuti si è adagiata sui ritmi lenti imposti ai padroni di casa. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque allerta meteo in tutta la Calabria, in particolare nelle zone ioniche, cominciata da oggi pomeriggio, continuerà fino a domani in serata, situazione difficile nella nostra regione, pioggia battente e mare molto mosso, onde alte fino a 6 metri. Vediamo qual è stata la situazione oggi, quale sarà nelle prossime ore con gli esperti meteo. La Protezione Civile regionale della Calabria ha diffuso un messaggio in cui aggrava l'allerta meteo in corso da ieri, da arancione a rosso, su gran parte della regione a partire dal pomeriggio di lunedì e per tutta la giornata di martedì. In particolare la Protezione Civile regionale prevede piogge e temporali diffusi con venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. In base alle previsioni meteo, quindi, è stata emessa l'allerta rossa su tutta la provincia di Reggio Calabria, sulla costa ionica catanzarese, crotonese e cosentina, per criticità idrogeologiche e o idrauliche costiere e arancione sulla fascia tirrenica cosentina e vibonese. Già oggi in numerose città, tra cui Catanzaro e Crotone, le scuole sono rimaste chiuse. Molti comuni stanno correndo ai ripari, tra i primi il comune di Crotone, dove è già stato attivato il centro operativo comunale di protezione civile, con uomini e mezzi sarà sul territorio per monitorare la situazione. Si raccomanda la massima prudenza nelle prossime ore e si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti. Disposta la chiusura di tutte le scuole, l'evacuazione dei fabbricati delle abitazioni ubicate a ridosso del canale 19, località Margherita e vie limitrofe. Si tratta di 84 immobili nei quali risiedono decine di famiglie che nel gennaio dello scorso anno furono sottoposte a sequestro dalla magistratura con facoltà d'uso per i proprietari, proprio perché edificate in una zona ad alto rischio. Anche a Reggio Calabria, in seguito ai messaggi di allertamento diffuso dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile regionale, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale, da oggi pomeriggio per tutta la giornata di domani, martedì 12 novembre. Anche la seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata per domani, è stata annullata a causa delle problematiche inerenti all'allerta meteo che riguarda il territorio regionale. Il sindaco di Catanzaro ha disposto la chiusura delle scuole e inibito l'utilizzo degli impianti sportivi, sospesa anche l'attività del mercato rionale di Santa Maria. Si prevede appunto un peggioramento per le prossime ore perché giungeranno delle precipitazioni che già si stanno attivando sul basso reggino ionico e risaliranno la Calabria nel corso della nottata. Oltre a questo avremo un aumento anche del moto ondoso, lo Ionio diventerà molto agitato, quindi ci saranno mareggiate che partiranno proprio da sud, dal Reggino, dallo Ionio Reggino e risaliranno fino a Catanzarese Crotonese e anche Alto Ionio Cosentino. La fascia ionica ha un'allerta rossa secondo la Protezione Civile, quindi tutto il Reggino, il Catanzarese Ionico, Crotonese e Cosentino Ionico, che in successione nel corso della notte avranno precipitazioni intense e mareggiate, soprattutto nella giornata di domani le mareggiate. La situazione migliorerà dopodomani con i venti che si disporranno da ovest, caleranno di intensità, diventeranno moderati e il mare Tirreno continuerà a essere tra molto mosso e agitato, mentre lo Ionio calmerà il moto ondoso fino a mosso. Usciremo da questa situazione nella giornata di dopodomani, ma in maniera graduale. Le piogge insisteranno questa volta più intense sul versante tirrenico, però non certo con le intensità che raggiungeranno durante la nottata. E adesso apriamo la pagina che riguarda i comuni, cominciando dalla questione Cosenza, dove il Consiglio Comunale ha approvato la delibera del dissesto, le opposizioni hanno disertato, la maggioranza comunque va avanti ed è stato scongiurato lo scioglimento. Il governo occhiuto va avanti, i consiglieri di maggioranza garantiscono il numero legale e il Consiglio Comunale si svolge regolarmente. L'auspicio delle opposizioni, che in mattinata avevano convocato una conferenza stampa per denunciare la fine dell'esperienza, non si è palesato.
Ecco come Carlo Guccione ha motivato l'assenza dall'aula delle forze d'opposizione. Bisogna ridare la parola ai cittadini, bisogna votare a Cosenza perché ci sia una nuova amministrazione che sia in grado di chiudere questa pagina buia delle amministrazioni a Chiuto e aprire una speranza per questa città che dovrà sopportare l'onta del dissesto finanziario, che richiede un'opera di risanamento ma anche un'opera che tende a non far pagare ai cittadini questa crisi finanziaria procurata dalle scelte Occhiuto e ridare una speranza alla città. E mentre il consigliere del gruppo Grande Cosenza raccontava ai giornalisti le motivazioni politiche alla base della presa di posizione, a Palazzo dei Bruzzi il sindaco Occhiuto, supportato dalla maggioranza e da alcuni consiglieri di minoranza, che seppur in disaccordo hanno garantito il numero legale, ha proceduto all'approvazione della delibera sul dissesto finanziario. I consiglieri hanno capito perfettamente che la situazione riguardava il passato. Il Comune di Cosenza è già in procedura di dissesto nel momento in cui noi siamo arrivati nel 2011, con una massa debitoria di oltre 300 milioni di euro. Noi abbiamo ridotto le spese, nonostante ci siano stati tagli ai trasferimenti, e abbiamo anche reso la città più vivibile, più attrattiva. Abbiamo utilizzato tutti i fondi europei per circa 300 milioni di euro, mai avvenuto in passato. Oggi ci sono tante nuove opere pubbliche in città e tutti apprezzano, insomma, questo nuovo corso. La seduta è stata caratterizzata dalle proteste di un gruppo di cittadini che hanno più volte interrotto il sindaco durante il suo intervento. E adesso occupiamoci invece del turno straordinario per le amministrative nei 7 comuni calabresi che sono tornati al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Cominciamo da Lamezia Terme, il centro più popoloso, dove sarà ballottaggio tra Paolo Mascaro e Ruggero Pegna. A Lamezia andranno al ballottaggio Paolo Mascaro e Ruggero Pegna, tutto secondo previsione o quasi, anche se Guarascio, che ha scelto di candidarsi negli ultimi giorni utili, poteva rappresentare una sorpresa, ma il PD nella città della Piana è debolissimo, paga le divisioni del passato e non è più così popolare tra i cittadini, ammesso che lo sia mai stato, e anche l'ultima consultazione l'ha confermato. L'uscente Mascaro ha dimostrato di avere un forte legame con la città, nonostante le vicende che hanno caratterizzato l'ultimo tormentato periodo. È evidente, almeno il dato dice questo, che la traumatica interruzione della consigliatura non ha consentito di sperimentarne le capacità amministrative e dunque sembra esserci un'apertura di credito almeno da parte di quella fetta di città che l'ha votato. Certo, Pegna forse si aspettava di più dalla coalizione che lo ha appoggiato, quel centrodestra che, eccezione fatta per la Lega, che non ha inteso essere parte attiva, a Lamezia storicamente ha sempre dimostrato di essere attrezzato. Zizza sperava di ottenere molto di più dai 5 Stelle, ma il movimento ha confermato che nelle competizioni locali non sfonda. Il dato più preoccupante, ma è ormai una costante di questa competizione, è l'elevata percentuale dei non votanti. Del resto, come dare torto ai cittadini che hanno disertato le urne? La città è in mano a commissari da 2 anni e mezzo, lo era già stato in passato, chiaro, evidente segnale del fallimento della politica. Adesso si ricomincia e la città spera con nuovi entusiasmi, più pulizia e soprattutto con idee chiare, perché la città ha 1000 problemi e spetta alla politica trovare soluzioni. Sarà la volta buona? Vedremo. Da Lamezia a Cassano, dove Gianni Papasso ancora una volta ottiene il sostegno dei cittadini, che significa legame profondo e fiducia nell'amministratore a cui adesso spetta il compito di cancellare la bruttissima pagina dello scioglimento. Da Cassano a Isola Capo Rizzuto, anche qui dovrà attendersi il turno di ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco. La sfida è tra Maria Grazia Wittenberga e Maurizio Piscitelli. Per conoscere il nome del nuovo sindaco di Isola Capo Rizzuto bisognerà aspettare il prossimo 24 novembre, quando cioè i cittadini torneranno alle urne per il turno di ballottaggio. La sfida è tra Maria Grazia Wittenberga, la candidata sostenuta dal PD ma senza simbolo e dall'area che fa capo ad Enza e Florasculco, e Maurizio Piscitelli, aspirante sindaco del centrodestra. Wittenberga ha ottenuto il maggior numero di preferenze, raggiungendo il 42,81%. Il fatto che siano andati a votare oltre 8.000 persone è già un dato significativo, perché vuol dire che tanta gente ha avuto il coraggio, insomma, di lasciare casa e recarsi ai seggi.
Poi certo insomma eravamo 4 liste, quindi il voto si è diviso diciamo, tra queste liste, però nonostante tutto la nostra coalizione è in vantaggio rispetto agli altri. Piscitelli ha ottenuto invece il 35,03% dei consensi. Sono molto soddisfatto del voto che abbiamo riscontrato fino a questo momento, perché in considerazione del fatto che la lista Wittenberg, la coalizione, si muove con 2 liste e quindi reggiamo alle 2 liste in modo anche dignitoso. Il voto veramente mi ha sorpreso, nel senso che c'è stata una risposta positiva dai cittadini di Isola di Caporizzuto. Fuori ma importante ago della bilancia al prossimo voto Raffaele Gareri, che ha raggiunto il 22,14%. Il comune del Crotonese è tornato alle urne dopo 2 anni di commissariamento a seguito dello scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzata. Adesso si riapre la campagna elettorale e tra 15 giorni Isola Caporizzuto avrà un nuovo sindaco. A Marina di Gioiosa è stato eletto sindaco Giuseppe Femia, mentre a Brancaleone rimangono i commissari, visto che non è stato raggiunto il quorum dei votanti. Geppo Femia è il nuovo sindaco di Marina di Gioiosa Ionica. Il candidato della lista Marina di Gioiosa Ionica 2025 ha avuto la meglio su Giuseppe Nunziato Belcastro, candidato della lista Marina di Gioiosa Ionica, cittadini solidali e attivi per il bene di tutti. Su quasi 3.000 votanti, per l'esattezza 2.990, Femia, avvocato di professione, uomo a sinistra da sempre e convinto riformista, ha totalizzato 2.018 preferenze, pari al 70,26% dei voti. Belcastro, imprenditore e ambientalista vicino ai 5 Stelle, ha riportato 854 preferenze, pari al 29,74%. Si chiude così la lunga fase di commissariamento avviata dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, contro il quale l'ex sindaco Domenico Vestito aveva opposto ricorso ottenendo ragione dal TAR, la cui sentenza però era stata ribaltata dal Consiglio di Stato. Dopo le aspre polemiche partite dagli ex amministratori, alcuni di loro erano presenti in questa competizione all'indirizzo di Prefettura e Viminale, era comunque partito il lavoro dei 3 commissari che hanno guidato Marina di Gioiosa fino ad oggi. Domani avverrà l'insediamento ufficiale di Femia, al quale lo sfidante Belcastro ha formulato gli auguri di buon lavoro. Una campagna elettorale sostanzialmente serena e rispettosa, e questo particolare lo conferma. Resterà ancora per qualche mese commissariato Brancaleone, dove Silvestro Garroffolo, Brancaleone Bene Comune, la lista che lo portava come sindaco, unico candidato, non ha raggiunto il quorum. Alle urne non si è presentato il 50+1 degli aventi diritto al voto. Gli elettori che si sono presentati alle urne nella giornata di ieri sono risultati 1.810, pari al 49%. Appena l'1% in più sarebbe servito per evitare quello che invece poi è accaduto, cioè la dichiarazione di non validità del voto. Altre notizie: a Cropani il sindaco eletto è Raffaele Mercurio, mentre a Petronà il nuovo primo cittadino è Vincenzo Bianco. E poi c'è la vicenda di Riace. Il Tribunale di Locri ha accolto il ricorso che era stato presentato dalla candidata a sindaco Maria Caterina Spanò, dichiarando l'ineleggibilità di Antonio Trifoli, eletto primo cittadino in occasione delle amministrative svoltesi nel maggio scorso. Questa candidata, assistita dall'avvocato Francesco Rotundo, aveva sostenuto appunto nell'essere ineleggibile di Trifoli in quanto dipendente del comune con mansioni di vigile urbano con contratto a tempo determinato e in quanto tale non poteva beneficiare dell'aspettativa per motivi politici. E adesso invece la vicenda che vede coinvolto il sindaco di Crotone, che riguarda l'affidamento della gestione della piscina comunale. C'è un fatto importante: è stato revocato il divieto di dimora per Ugo Pugliese. Il GIP di Crotone, Michele Ciociola, ha revocato la misura del divieto di dimora che aveva emesso su richiesta della Procura della Repubblica a carico del sindaco Ugo Pugliese nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento diretto al consorzio sportivo Daipo della gestione della piscina comunale. La decisione è stata presa a conclusione dell'interrogatorio di garanzia cui Pugliese è stato sottoposto con l'assistenza del suo difensore di fiducia, l'avvocato Laratta.
Pugliese ha comunque espresso la sua volontà di dimettersi da sindaco, carica dalla quale era stato sospeso in base alla legge Severino, indipendentemente, ha detto, dalla misura adottata e dall'esito dell'interrogatorio di garanzia nel momento in cui il prefetto lo reintegrerà, per poter essere libero di difendersi nel processo e poter dimostrare a tutti, in maniera inequivocabile, di essere estraneo a tutti i fatti contestati e di non essere assolutamente ancorato ad alcun incarico o poltrona. Adesso torniamo alla pagina del maltempo, perché le mareggiate fanno danni, soprattutto in alcune zone sensibili dove l'erosione costiera della nostra Calabria ha creato delle situazioni molto particolari, come a Fuscaldo, dove siamo tornati a distanza di tempo per raccontare la vicenda di un palazzo inagibile a causa appunto delle forti mareggiate. Una famiglia con 3 bambini è stata sgomberata, disagio per 16 proprietari degli appartamenti che puntano l'indice contro il comune che non avrebbe seguito le indicazioni imposte dalla Regione per la messa in sicurezza del territorio. Le famiglie rimandano al mittente le accuse di abusivismo. Ecco cosa resta del terrazzo condominiale di questo fabbricato in via Messinette a Fuscaldo. Il mare è entrato nelle case, ora il palazzo è inagibile. Sul cancello d'ingresso, sulla via principale, il nastro bianco e rosso apposto dai vigili del fuoco. L'ordinanza del comune vieta l'ingresso nello stabile. C'è preoccupazione e rabbia tra le 16 famiglie che subito chiariscono e si difendono dall'accusa di abusivismo. Intendo precisare che il palazzo è del 1970. Avevamo, ed è stato costruita a norma di legge di quei tempi, avevamo una spiaggia che erano oltre 150 metri. Noi ci vediamo da circa 6 o 7 anni, da quando hanno costruito questi bracci, che il mare è avanzato sempre di più. 5 persone sono state sgomberate, un'intera famiglia che oggi è in difficoltà. Sono stata costretta a dormire in macchina, ma leggermente ho avuto un aiuto di mia madre che... Adesso lei sta con sua mamma, ma è una sistemazione temporanea per pochi giorni. Una sistemazione temporanea, ho 3 figli minori, con una che ha una patologia abbastanza seria. Solo una cosa, al sindaco di Fuscaldo, che non si è degnato a dare una mano a questa povera famiglia che ha dovuto abbandonare l'appartamento con 3 figli minori, è solo una vergogna. Qui denunciano non sono stati effettuati i lavori per come previsto dal master plan della regione. Sono stati disattesi ciò che era stato prescritto in un master plan regionale per cui la Regione ha speso 750.000 euro nel lontano 2013, è stato disatteso completamente. I pennelli, i famosi pennelli o bracci che ora troviamo sulle nostre coste qui di Fuscaldo sono in difformità a questo master plan, e il ripascimento che ci doveva essere della sabbia, insomma, lungo il litorale non si è mai verificato, anzi ciò che è stato creato ha danneggiato, ha continuato a far sì che il mare erodesse sempre di più la battigia e il litorale, tanto che ad oggi, e questo è un disastro annunciato. Insomma, il danno è la beffa, perché ora l'ordinanza sindacale impone ai proprietari di ripristinare l'agibilità degli appartamenti. Non possiamo andare a buttare dei soldi a mare. Parliamo di decine di milioni di euro, di centinaia di milioni di euro, se dopo, a distanza di pochi mesi, di pochi giorni, ci ritroviamo di nuovo punto e da capo. Resta lo sconcerto di tante famiglie che scrutano il cielo grigio gonfio di pioggia, guardano le mura di casa in cui non possono entrare, pronti a lottare per far valere i propri diritti. Promuovere la lettura nella prima infanzia è l'obiettivo del progetto presentato a Vibo. Tutti uguali, tutti diversi con la lettura, è il nuovo progetto ideato dal sistema bibliotecario vibonese con l'intento di promuovere la lettura nella prima infanzia. Il progetto, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, è stato selezionato tra le centinaia di proposte provenienti da enti, associazioni e fondazioni di tutta Italia, risultando tra i 10 vincitori del bando per la promozione della lettura nella prima infanzia.
Il progetto Tutti uguali, tutti diversi con la lettura, presentato nel corso di una conferenza stampa, realizzerà un insieme di metodologie e procedure che possano costituire un affidabile modello per modificare le abitudini familiari, introducendo la lettura ad alta voce come buona pratica, nonché sensibilizzare in tal senso operatori sanitari ed insegnanti di asilo nido e scuole dell'infanzia. Si legge poco, bisogna favorire l'abitudine alla lettura ed è bene cominciare dai più piccoli. No, è necessario partire dai più piccoli perché l'abitudine alla lettura si acquisisce proprio nei primi anni, addirittura secondo alcuni neurologi, psicologi eccetera, prima dei 3 anni. Quindi anche se i bambini non sanno ancora leggere, devono leggere per loro i loro genitori oppure esperienze come quelle che noi cerchiamo di portare avanti con questo progetto. Giovani migranti in scena a Mendicino, spettacolo ispirato alla pace di Aristofane nell'ambito del progetto L'arte di conoscersi in cantiere, esperienza pilota nel Sud Italia, questa mattina alla conferenza stampa. Mendicino scommette sull'integrazione con un progetto unico nel Sud Italia, si chiama L'arte di conoscersi in cantiere, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Primo step, la performance teatrale La Pace, in scena 14 migranti minori non accompagnati. L'idea del progetto nasce da un attento esame di quelle che sono le necessità dei tantissimi migranti presenti sul territorio calabrese, che è noto essere la seconda regione in Italia per numero di accoglienza di minori. Abbiamo pensato ad un progetto che mirasse all'inclusione di questi minori con una forma alternativa, che fosse diversa da una formazione linguistica o piuttosto una formazione lavoro. Quindi abbiamo pensato di aiutare la loro integrazione sul territorio che li ospita attraverso l'uso di linguaggi artistici. Perché si è scelto il testo di Aristofane? Abbiamo scelto questo testo perché racconta appunto un viaggio e ci sembrava il testo adatto ai ragazzi che comunque un viaggio vero lo hanno affrontato, anche per alcuni versi abbastanza terribile e significante. Con La Pace tendiamo di portare un messaggio di tolleranza e anche di riconoscere se stessi negli altri. All'incontro con i giornalisti hanno preso parte anche il vicepresidente dell'associazione Partecipazione Ollus, Davila Scarpelli, e il tesoriere Giampaolo Rosa. Beneficiario del progetto il comune di Mendicino, il sindaco spiega la scelta dell'amministrazione, quella cioè di puntare sui valori. Un percorso di integrazione che facciamo ormai da qualche anno, che ci vede coinvolti appunto nel portare avanti 2 centri di accoglienza, uno per famiglie e uno per minori non accompagnati, che poi sono i ragazzi coinvolti dall'associazione che voglio ringraziare, Partecipazione Ollus, dal nostro teatro di Mendicino attraverso l'associazione Portacenere e tutti coloro i quali si sono impegnati affinché questo progetto diventasse un piccolo fiore all'occhiello della nostra comunità. La prima dello spettacolo, in programma domani alle 18 al Teatro di Mendicino, previste repliche in tutta la regione. In teatro sarà possibile visitare la mostra curata da Clara Gallo, risultato del laboratorio di pittura. Prossimo servizio dedicato al Salone del Vino Novello a Cosenza. Cosenza per il 3° anno consecutivo ha ospitato per tutto un weekend nella suggestiva cornice del chiostro di San Domenico l'unica manifestazione nazionale di degustazione di vini provenienti da tutte le regioni d'Italia, interamente dedicata ai profumi e ai sapori del novello. L'iniziativa, denominata Salone del Vino Novello, vanta già 13 edizioni ed è organizzata dal nuovo Istituto Nazionale del Vino e dell'Olio Novello. Abbiamo selezionato i migliori vini novello d'Italia in esposizione, degustazione e concorso. Abbiamo bisogno di un salto di qualità, ovvero rilanciare all'interno del decreto ministeriale, quello che chiederemo appunto al Ministro, la possibilità di fare vinificare il vino novello esclusivamente da macerazione carbonica. Solo in questo modo la qualità migliorerà, il mercato risponderà in termini di prezzo e di consumi, e ciò vorrà dire anche rivalutare questo prodotto identitario della nostra penisola, che altrove invece, così come il Beaujolais Nouveau, è uno dei prodotti maggiormente evocati al turismo e alla conservazione dell'identità territoriale, così come in Francia. Quindi Cosenza oggi si qualifica come la capitale del novello per poter rilanciare questo prodotto a livello nazionale.
L'iniziativa è stata patrocinata dall'assessorato al turismo e marketing territoriale del comune di Cosenza, che guarda con molta attenzione a tutte le possibilità che il territorio offre dal punto di vista turistico. La città di Cosenza, che detiene la vicepresidenza dell'Associazione Città del Vino, ormai da anni investe in questo settore ed è proprio di qualche giorno anche la volontà da parte dell'amministrazione di avere al più presto un museo del vino proprio nella località di Donnici, che attirerà non soltanto i curiosi e gli appassionati, ma che si occuperà anche di formazione nonché di degustazione. Adesso il calcio con la prova del Cosenza a Trapani, subito in vantaggio i rossoblù, poi situazione ribaltata con un gol fortuito e un gol segnato in netto fuorigioco, Cosenza che riagguanta il risultato con Pierini e poi la gara si chiude sul 2-2. Sentiamo Anna Franchino. Pierini è un giocatore importante di questa squadra. Così parlò mister Braglia prima della partenza per Trapani e proprio al provinciale il tecnico che aveva annunciato qualche piccolo cambiamento ha schierato dal primo minuto Pierini, decisivo nel rocambolesco pari dei rossoblù. E proprio lui dopo soli 5 minuti a sbloccare il risultato con un gol su azione personale, si invola da solo, supera 2 difensori siciliani e poi batte Carnesecchi. Botta e risposta dei padroni di casa che al 17° pareggiano i conti con un tiro apparentemente innocuo di Moscati deviato da Idda, sul quale non può nulla Perina, che invece ci mette una pezza poco dopo sulla girata al volo di Pettinari. La gara è frenetica con capovolgimenti di fronte dall'una e dall'altra parte e quasi allo scadere i padroni di casa ribaltano il risultato con il tapin vincente di Pettinari, apparso però in netta posizione di fuorigioco. Ancora un episodio dubbio in sfavore del Cosenza, che però non demorde e nel recupero della prima frazione trova la giocata vincente grazie ancora a Pierini, che riporta in parità la sfida con questa rete in rimonta, firmando così la sua prima doppietta stagionale. Nella ripresa però il ritmo cala e la gara non offre tanti spunti. Baez e Canutè non impensieriscono l'estremo ospite, mentre al 19° il palo interno colpito da Scaglia fa tirare un sospiro di sollievo agli oltre 300 tifosi che hanno attraversato lo stretto per sostenere i lupi. L'ultimo acuto al 40° quando Carnesecchi con i pugni alza in corner un tiro piazzato di Baez. Poi, prima del triplice fischio, il direttore di gara manda sotto la doccia per reciproche scorrettezze Capela e Pagliarulo. Finisce dunque in parità e se il Trapani resta in coda, il Cosenza guadagna un punto agganciando lo Spezia al 4º posto. Pierini ha fatto un ottimo primo tempo, ha fatto 2 gol da giocatore vero. Sono felice per lui veramente perché ha dimostrato di essere un giocatore forte per cui l'abbiamo preso e mi auguro che continui così. Il lunedì sembravamo dei leoni, oggi abbiamo fatto più fatica ma la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo provato a farla, abbiamo preso un punto che per noi è importante, abbiamo dato seguito a una vittoria a casa, siamo venuti fuori, abbiamo pareggiato, dobbiamo guardare avanti, prepararsi bene. La prossima sarà ancora fuori ad Ascoli, abbiamo la sosta e dobbiamo lavorare e stare tranquilli. E adesso la Serie C, vediamo. Ancora Corazza, sempre più capocannoniere solitario del girone, firma la vittoria insieme a Reginaldo della Regina, che conquista il 6° successo consecutivo ai danni questa volta della Casertana. La gara si apre con il lungo applauso e l'omaggio a Nino Candido, il pompiere morto nell'esplosione della Cascina in provincia di Alessandria insieme ad altri 2 colleghi, tifosissimo della Regina. Dopo una prima fase di studio, la formazione di Toscano chiude la pratica a cavallo dei 2 tempi, prima con Corazza e poi ad inizio ripresa con Reginaldo. Un gol per tempo dunque, con gli Amaranto sempre più protagonisti della stagione, che restano in testa a quota 34, tallonati dalla Ternana a 5 punti di distanza. Acciuffa il pari in extremis invece il Catanzaro, che a cava dei Tirreni aveva sbloccato il risultato con Nicastro, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa che prima pareggiano i conti con Russotto e poi con Germinale su calcio di rigore. Al 48° però, al termine di un forcing forsennato dei calabresi, Fischnaller toglie dal cilindro un gol importantissimo che permette alla squadra di Grassadonia di conquistare un pareggio meritato.
Pareggia anche il Rende che a Francavilla va in vantaggio nel primo tempo con Collocolo e poi un rigore contestato ristabilisce l'equilibrio del match con i biancorossi che recriminano. Restano ultimi a 2 lunghezze dalla sicula Leonzio. Nell'anticipo di sabato invece la Vibonese chiude con una cinquina la pratica Rieti e sale a quota 20 in classifica. Bubas, Mausso, Bernardotto e Prezioso firmano le 5 reti dei rossoblù che raggiungono i 29 gol in 14 giornate rispetto ai 30 segnati nell'intero campionato scorso. Dunque spettacolo e tante reti per la squadra di Modica che diverte il pubblico e guarda al futuro con ottimismo. Una pioggia di reti, adesso vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Un flusso di aria fredda di origine nord-atlantica si dirige sul Mediterraneo occidentale, tuffandosi nell'entroterra algerino. Si attiverà in risposta sul canale di Sicilia un profondo vortice ciclonico, che apporterà maltempo diffuso e mareggiate nella notte tra lunedì e martedì, specie sulle coste ioniche calabresi. Domani tra la notte e il primo mattino maltempo diffuso, specie sui versanti ionici ed interni, con piogge anche a carattere temporalesco, localmente abbondanti. Precipitazioni moderate sui settori nord-occidentali del Cosentino. Nel corso della giornata attenuazione dei fenomeni ovunque, ancora a carattere moderato localmente forte sui versanti ionici del Reggino e Basso Catanzarese. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani ventilazione forte da sud, di burrasca moderata, con mari agitati, molto agitato lo Ionio, con onde fino a 6 metri sui litorali del Reggino, Catanzarese e Crotonese. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.